Abbiamo semplicemente proposto ai ragazzi di fare delle attività che servissero per consolidare le conoscenze che avevano già, però rimettendole in gioco e creando loro stessi dei prodotti finali che poteva essere un cartellone o giochi interattivi con la LIM. Quindi semplicemente un riprendere degli argomenti che già conoscevano ma trattati con una metodologia diversa. Abbiamo lavorato con i ragazzi con delle metodologie completamente diverse, l'approccio è stato diverso e i ragazzi sono stati entusiasti nel partecipare ed hanno partecipato in massa. Ci siamo concentrati più che altro su giochi di parole, cruciverba, cartelloni, costruzione di cartelloni, leggende relative appunto alla città di Catania. Con i ragazzi abbiamo affrontato diverse tematiche inerenti alle tradizioni, alla cultura e ai monumenti della città e si sono espressi con varie tecniche in vari modi, quindi con la ceramica, con la pittura. È stato bello poter lavorare con i ragazzi e ritornare all'origine, perché molti lavori che abbiamo realizzato sono a colombina, che è la tecnica più antica, cioè dire prima dell'invenzione del tornio si lavorava a colombina. Abbiamo portato avanti un progetto di recupero e di potenziamento delle abilità di comunicazione, di comprensione e di ascolto riferito ai ragazzi delle terze classi di questa scuola. Hanno frequentato il sabato e questa cosa è da sottolineare perché sono venuti apposta e sono stati numerosi per seguire il corso, perché è il giorno di chiusura della scuola. E posso aggiungere che è anche stata una bella cosa che sono venuti il sabato, perché erano belli freschi, avevano solo da fare inglese. Quando abbiamo fatto il corso altri giorni non ho avuto così tanto successo.